Il 28 maggio verrà aperto al traffico un nuovo tratto della strada pedemontana veneta fra Bassano e Montebelluna. Come è già accaduto per i precedenti segmenti dell'arteria, le ricadute sulla viabilità minore sono importanti e complicate. In particolare il sindaco di Mussolente e altri primi cittadini hanno sollevato il fatto che ci saranno variazioni, per esempio nel traffico pesante. In particolare aprirà il casello di Mussolente Loria. Su quel fronte è necessario un monitoraggio del traffico, in particolare del traffico pesante, per capire se serviranno interventi per migliorare l'attraversamento della frazione di Casoni e di altre parti del territorio bassanese. La politica si è già mossa per fotografare questa situazione e per cercare soluzioni da attuare in tempi rapidi. Da questo punto di vista la richiesta alla Regione forte che abbiamo fatto anche con un'interrogazione e una mozione è quello di monitorare, di fare un monitoraggio da subito di cosa cambierà sul traffico, ma anche di prevedere interventi compensativi, perché è evidente che a un miglioramento del traffico rapido di attraversamento della zona pedemontana non può corrispondere un peggioramento della qualità della vita nei quartieri e nelle frazioni come appunto Casoni di Mussolente.